C'è il veneziano Franco De Piccoli, il primo peso massimo italiano a vincere un'Olimpiade nel 1960, ma anche il canoista bassanese Pierpaolo Ferrazzi, la fiorettista Francesca Bortolozzi e Marco Marin, sciabolatore olimpico tra l'84 e il 92, per non parlare di Rossano Galtarossa che di Olimpiadi ne ha fatte 5. L'occasione è l'inaugurazione della sede del CONI Veneto nella tribuna dello Stadio Euganeo, ma anche una mostra fotografica da brividi, campioni senza tempo, per raccontare le grandi imprese sportive venete e le 54 medaglie d'oro olimpiche arrivate dalla nostra regione. Noi vorremmo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze che frequentano le scuole medie nel loro percorso di musei venissero anche qui a vedere l'importanza della cultura sportiva. Cosa vuol dire essere grandi campioni olimpici, ma diventare grandi campioni olimpici? Guai dimenticare le imprese dello sport, la cultura sportiva significa anche cultura civica, uomini e donne maturati e diventati cittadini modello grazie alla fatica, ai sacrifici e perché no ai risultati. Si vince, qualcuno pensa che serva la fortuna serve perché tutto quello che si è fatto e deve essere fatto in misura importante, abbondante e attenta funzioni al meglio, quindi c'è prima di tutto la voglia di arrivare, grande lavoro, grande programmazione e poi insomma che quel pizzico di fortuna perché tutto quello che si è fatto funzioni al meglio. Lo sport è passione, impegno, sacrificio, come sanno e scoprono anche i giovani che si avvicinano, quindi mi sembra che ricordare anche chi ha dato qualcosa allo sport italiano e veneto sia significativo, non tanto per ricordare ma per imparare. Per questo il legame con la scuola, con i giovani, con gli sportivi di oggi e di domani è fondamentale per non perdere tutti quei valori che vengono dallo sport ma proseguono fuori da campi e palazzetti e arrivano nella vita quotidiana di tutti noi.